Trovo che sia una cosa assolutamente allucinante, nel pieno del giorno, perché era quasi poco prima di mezzogiorno, in una calle che poteva essere trafficatissima, in una zona assolutamente trafficata da cittadini e turisti, vedere una cosa di questo tipo mi dà la sensazione che la sicurezza in città non sia assolutamente garantita. Stefano Bonaldo ha salvato una ragazza da un pestaggio in strada in pieno giorno nel cuore di Venezia. Ha avuto il coraggio di intervenire dopo aver visto la violenza manifestarsi improvvisamente davanti ai suoi occhi nella tranquillità di una domenica mattina come tante. Poco dopo aver notato un uomo sulla Trentina e una ragazza di una decina di anni più giovane rincorrersi, ha sentito delle grida molto forti provenire da una calle. Sono entrato in quella calle e ho visto pochi secondi dopo quella che è stata la scena, una delle scene più brutte alla quale abbiamo mai assistito in vita mia, cioè di lui che si accaniva contro questa donna, questa ragazza, e lei riversa a terra e lui la prendeva a calci al corpo e alla testa. Sono stati attimi concitati in cui la priorità era fermare l'aggressione. Quest'uomo che era completamente fuori controllo, completamente fuori di sé Mi ha nell'atteggiamento. dato l'impressione che fosse sotto l'effetto di alcol o di stupefacenti. Beh, sicuramente non era in condizioni normali. Ha cercato di colpirmi varie volte, una volta ci è riuscito, mi ha tirato uno schiaffo che mi ha fatto cadere a terra gli occhiali. Era italiano. Entrambi italiani, secondo me entrambi veneziani. A quel punto la confusione aveva attirato altre persone e l'aggressore ha deciso di desistere e darsi alla fuga. Stefano Bonaldo, che di professione è capo di gabinetto del presidente dell'autorità portuale, si è lanciato all'inseguimento in contatto con le forze dell'ordine. In una calle vicina a quella dove è avvenuta l'aggressione ha trovato delle transenne che diciamo, delimitavano un cantiere, una zona di cantiere, ha cercato di sradicarne, di sgarcionarne una per tirarmela addosso. A quel punto la situazione è cambiata, nel senso che lui ha cominciato a correre molto velocemente per scappare da me. L'aggressore è fuggito, ma a questo punto non dovrebbe essere difficile identificarlo. Nel frattempo sul posto erano intervenuti i carabinieri e i sanitari che hanno preso in cura la ragazza. Da veneziano particolarmente innamorato della mia città e sempre convinto che la città fosse un posto in cui la qualità della vita e la sicurezza fossero dei paradigmi inviolabili, trovo che sia una cosa assolutamente allucinante.